Buonasera cari telespettatori, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, questo è iReporter per te. Io spero abbiate passato un buon weekend, diciamo anche ponte, mi viene da dire così, insomma grazie Per chi alle ha festività potuto del farlo. 2 giugno. Sento già Piero Ruzzante che è qui accanto a me, lo saluto, consigliere regionale appunto per quanto riguarda il Veneto, rappresenti il Partito Democratico, mi Sì, permetto di darti del tu perché sì, sì, sei stato assolutamente. spesso molte volte ospite delle nostre interviste, nei nostri studi e non solo. E quindi si è lavorato, come mai questa piccola vena di... No, nel senso che noi non abbiamo fatto minimamente il ponte, abbiamo lavorato tutti questi giorni, a parte che ci sono state anche le manifestazioni del 2 giugno, e sai, è una grande tradizione di Padova festeggiare il 2 giugno, la festa della Repubblica Sì, so che Italiana, c'è stata un'affluenza pazzesca, è stata insomma, straordinaria. Non esatto. dappertutto la festeggiano nelle nostre province, in alcuni territori tendono a dimenticarsene, ma io credo invece che dobbiamo essere tutti orgogliosi del nostro tricolore, della nostra bandiera e della nostra Repubblica Ma Italiana. ci butti un po' di vena, sento già, scusate, siamo già entrati nell'intervista, ci butti dentro un pochino di vena, insomma, provocatoria, nel senso, ci leggi della politica, delle scelte, insomma, di bandiera, o magari anche c'è da ricordare che non tutti hanno magari le finanze del comune di Padova a No, 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 disposizione? no, basta fare tirare su una bandiera tricolore e mettersi Dici non vicino, non servono è che grandi servono parate. grandi parate, credo che sia bello ricordare e rammentare un momento importante nella storia italiana, quella in cui siamo passati dalla monarchia alla Repubblica, abbiamo ottenuto la liberazione dal fascismo e credo che dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani e con l'orgoglio di essere italiani che forse si vincono le sfide per uscire dalla crisi, lo ha ben dimostrato Matteo Renzi, conducendo una campagna elettorale tutta all'insegna non dell'ottimismo, ma dell'orgoglio di essere italiani, perché insomma i nostri prodotti sono prodotti di estrema qualità e se vogliamo uscire dalla crisi dobbiamo scommettere sull'Italia, non ricordarcene solo quando Sì, fra dieci c'è giorni anche da iniziano i vedere, mondiali di calcio. c'è Ecco. anche da vedere, ah beh lì apro e chiudo, è velocissimo, vedendo un po', sai che in Italia siamo tutti allenatori, Sì, esatto. vedendo un pochino le formazioni delle altre squadre, io già punto o sulla Spagna o sul Brasile, i nostri, vabbè, io ho un grande augurio. Apro e chiudo parentesi. Sappiate che siete comunque invitati come sempre 049 80 777 57 a dire la vostra su qualsiasi tematica o frase, insomma, noi commenteremo o diremo nell'arco della diretta. Una diretta molto particolare perché questa sera l'ho suddivisa come sempre in due fasce, con due ospiti completamente differenti. Un sindaco per Padova, questo sarà il filone portante, il consiglio appunto di Piero Ruzzante. Successivamente invece avremo in rappresentanza di un altro schieramento politico, di un'altra famiglia, quindi Roberto Marcato, vicepresidente della provincia di Padova, per quanto riguarda la Lega Nord e quindi il suo consiglio, il perché scegliere Bitonci rispetto a Ivo Rossi. Allora, addentriamoci sui vari perché, i vari per come, sappiate che avremo qualche video, insomma, per ricordare promesse, proposte e soprattutto anche riascolteremo con un po' più di calma rispetto al telegiornale della nostra Romina Disconzi anche un pochino ciò che è il parere della gente, raccolto quella dalla nostra Bel Marise Casen e dai vari colleghi del gruppo editoriale TV7. Partiamo però dai tuoi perché. Perché scegliere Ivo Rossi, sempre che ci sia da scegliere, a detta di Ruzzante, Ivo Rossi? Ah, non c'è dubbio di questo, stiamo lavorando in questi giorni per convincere la città sull'importanza intanto di andare a votare l'8 di giugno, è il giorno del ballottaggio dalle 7 alle 23, lo ricordiamo si vota solo la domenica, e a scegliere Ivo Rossi e la coalizione del centro-sinistra, che tra l'altro c'è una novità, per la prima volta si allarga oltre i confini tradizionali del centro-sinistra con l'apporto di una lista civica che si chiama Padova 2020, che è fatta molto di giovani, con spirito giovanile, molto legata ai temi dell'ecologia e dell'ambiente, e si allarga oltre i confini tradizionali del centro-sinistra anche a Scelta Civica, quindi si apre anche al centro, quindi è un centro-sinistra fortemente rinnovato. Il vero rinnovamento siamo noi, mentre nel centrodestra vediamo ricircolare facce note da tanti anni, sai, è stato vice sindaco della giunta Destro, Menorello, lo stesso Roberto Marcato che verrà poi, io non sono
candidato in Consiglio Comunale, Roberto Marcato. Al sì. volo, perché non un Ruzzante in lizza alla candidatura come primo, cioè, cittadino, quindi come sindaco? Perché ho sostenuto convintamente Ivo Rossi, la sua idea di città, la sua capacità di saper essere un sindaco del cambiamento, perché questo sarà Ivo Rossi, lo ha dimostrato con un'azione concreta. Ha raddoppiato le aree verdi per i cittadini di Padova. Chiunque è in grado di andare a vedere il Parco Europa, per esempio, non c'era. Prima c'era una fabbrica. Io ho avuto la settimana scorsa la Ruffini qui Sì. accanto, dove si è Sì, seduto sì. tu in questo momento. Lei sostiene completamente un'altra cosa per quanto riguarda la potatura degli alberi. Ricordiamo infatti anche la provocazione della motosega d'oro regalata proprio a Michalizzi, con fissione di targa proprio su un albero. Però proprio in questi giorni Daniela Ruffini di fronte al ballottaggio, il ballottaggio al primo turno si vota il candidato del cuore, al secondo turno si deve scegliere tra due opzioni e due scelte di città. Proprio in questi giorni Daniela Ruffini ha detto con Bitonci mai, quindi è evidente, insomma, sì, lo disse anche a me nell'intervista. appoggerà e sceglierà Ivo qua. Rossi, per cui credo che alla fin fine si possono anche criticare le azioni di un'amministrazione, ma si sa riconoscere quale è più vicina al mio sentimento, al nostro sentimento, quindi l'invito è a votare Ivo Rossi perché ci sarà una squadra profondamente rinnovata. Noi abbiamo eletto 3 consiglieri comunali sotto i 30 anni. È il segno di un rinnovamento, di una capacità di saper, sì, certo, proseguire un'esperienza amministrativa che ha dato i suoi buoni frutti. Basti pensare ai 220 km di piste ciclabili che ci sono a Padova, basti pensare appunto al fatto che Padova è al primo posto per riciclaggio dei rifiuti, Padova è al primo posto per aree verdi nel nostro territorio, è la città che ha il maggior numero di telecamere nel territorio, anche perché... E lo dici in positivo questo? Beh, lo dico in positivo perché ci deve essere una forma di prevenzione rispetto ai temi della sicurezza, credo che non sia sbagliato non porsi anche il tema di una città sicura. Faccio una domanda... La sicurezza è un valore per me, non è che è un valore solo per chi sbraita. Ruzzante, ti faccio una domanda un po' magari che non ho sentito da nessuno, non per originalità ma per una questione di sentire la tua opinione. Come mai una sola donna? Come mai solo la Ruffini? C'è dietro un maschilismo dettato da, non so, dalle varie fazioni politiche, o semplicemente le donne non hanno voluto partecipare, piuttosto che abbiamo visto sui giornali, ok, le belle di sinistra, le belle di destra. Renzi questa carta forse l'ha giocata maggiormente. Nelle amministrative ho visto poco e niente. Sbaglio, magari ho visto male io. Intanto appunto lo ricordavi tu, Matteo Renzi, anziché candidarsi lui, ha scelto di candidare come capoliste 5 donne. Tra l'altro Alessandra Moretti, che era la capolista, qui ha preso 220.000 voti di preferenza. E in Consiglio Comunale porteremo il 50% di donne. Sono 50% di donne che arriveranno in Consiglio Comunale a sostegno di Ivo Rossi, quindi da questo punto di vista mi sembra che sia un dato inequivocabile. E ovviamente faremo il 50% di donne in giunta nel caso di vittoria, questo è quello che prevede la nostra normativa, e quindi su questo una grandissima attenzione ai temi al femminile ci sarà e la dedicheremo nei contenuti. Per esempio a Padova abbiamo una presenza di un centro veneto che si chiama Centro Veneto Progetti Donna, si occupa del tema della lotta alla violenza sessuale ed è un centro di riferimento a livello regionale, quindi questo tema sarà al centro delle politiche di Ivo Rossi e sarà al centro delle politiche del centro-sinistra. Allora lancio subito, stiamo un po' al parere della gente, vediamo un pochino anche le proposte di Fiore, insomma sentiamo, di Rossi, vediamo un pochino com'è la proposta e ciò che potrebbe essere, quindi per convincere l'elettorato a votare. Tra le persone, tra i mercati, nelle piazze, lei come sindaco e come candidato, che percezione ha del territorio? Quindi? La percezione è buona, non c'è ombra di dubbio che le persone ti sottopongono i problemi, che nessuno di noi si nasconde. D'altra parte abbiamo una società in continua evoluzione, con problemi nuovi che si affacciano,
Però colgo anche una grande disponibilità perché credo che i cittadini si siano resi conto che hanno bisogno di persone serie, di proposte credibili, perché chi gli offre la luna dicendo domani mattina cambia tutto, sono consapevoli che questo non accade. Abbiamo invece bisogno di ricostruire una sfiducia creata, come dire, su un processo anche di speranza come quello che Matteo Renzi è riuscito a mettere in moto a livello nazionale. Queste operazioni che avete proposto e presentato questa mattina crede possano essere la soluzione, quindi, in quanto anche collegate ad un bilancio, quindi molto concrete? Non c'è dubbio, ci ho ragionato prima, perché fare le proposte che dopo non si rispettano, uno perderebbe la faccia. Ci abbiamo ragionato, abbiamo individuato le misure che possono essere ragionevolmente adottate e contemporaneamente quelle che rispondono alle domande che sono venute dai cittadini, quelle più pressanti, quelle in cui vedi, come mi è capitato questa mattina, la persona in difficoltà economica che non sa più da che parte recuperare i soldi. E devo dire che l'equilibrio anche economico-finanziario dovrebbe comunque esserci. Grazie. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, quindi questa è una proposta per quanto riguarda il pro sindaco. Io quello che voglio capire, tutti dicono, Ruzzante, proposte per quanto riguarda il territorio, la sicurezza. Io vedo però, ok, tante tematiche molto similari sia a destra che a sinistra. Qualcuno ha rimarcato in passato, si è trovato il problema della sicurezza in mano, ok, spaccate, piuttosto che, alla fin fine io posso capire che un sindaco non è uno sceriffo, non è la polizia e quindi cerca di mettere in sicurezza i propri cittadini come può, chiedendo quindi allo Stato l'intervento. Ma quello che mi spaventa un pochino sono, e poi sentiremo altre varie proposte, il fatto di, adesso sembra che si siano svegliati tutti, ma fino alle elezioni, fino ai ballottaggi, dove erano queste ideone? Dove sono finite le varie, insomma, proposte nell'arco di una candidatura o nell'arco, insomma, di quando tu, insomma, sei insediato? Solo alla fine arrivano tutti i propostoni. Intanto hai ragione su una cosa, bisogna dimostrare di essere coerenti tra quello che si dice e si propone in campagna elettorale e quello che si fa. Io credo ci sia una coerenza sulla proposta, per esempio, di di garantire il 50% di esenzione dell'addizionale IRPEF per i livelli di reddito più bassi. A breve sentiremo appunto queste dichiarazioni. È simile alla proposta, lo so perché l'ha fatta oggi, l'ha lanciata oggi Rossi, però è simile alla proposta che Matteo Renzi ha fatto. Qualcuno ci ha riso sopra, ma probabilmente qualcuno come il signor Bitonci che ha 15.000 euro di reddito al mese, perché non si può ridere sul fatto che 1 milione di cittadini veneti riceveranno 80 euro in più al mese e adesso Ruzzante, si aggiungeranno però è un anche... po' fumoso questo... Fumoso, vai a chiederglielo a chi lo riceve, sono 1.000 euro in più all'anno. Sarà uno tra questi. Casse integrate. Però attenzione, bisogna capire da dove chi ha sono perso un posto di lavoro. Ruzzante, queste, perché conosciamo bene, noi del gruppo editoriale TV7, qualcuno che sta spiegando invece che in pratica c'è un aumento per quanto riguarda l'INPS, quindi pagata dal dipendente e quindi ci sono dei vari ritocchini che è un po' fumosa sta cosa. La questione è molto chiara, è molto precisa e tutti gli italiani l'hanno capito, l'hanno vista in busta paga e quindi sanno perfettamente di cosa stiamo parlando. Stanno parlando del fatto che abbiamo dato una mano, un aiuto non solo dei lavoratori dipendenti come è stato erroneamente detto, ma anche nei confronti di chi ha perso il posto di lavoro, di chi è in mobilità, di chi è in cassa integrazione, perché di questo stiamo parlando. La proposta che oggi Ivo Rossi ha lanciato, cioè la esenzione per il 50% dei padovani dell'addizionale IRPEF, va in questa direzione perché la prima sicurezza che noi dobbiamo garantire è il lavoro ed è le famiglie ed è garantire le persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, garantire condizioni di vita adeguate, condizioni di vita idonee. Credo che questo sia il primo tema. Sugli aspetti della sicurezza, così come viene solitamente intesa, smettiamola di raccontare cose che non stanno né in cielo né in terra. Oggi abbiamo pubblicato la foto di un campo rom a Cittadella, e allora? Posso interromperti su questo, lancio la pubblicità. Prego. E approfondiamo successivamente. Ricordatevi, ci siamo fermati appunto
al campo Rom. A breve, quindi dopo la pubblicità, vi aspetto con le vostre chiamate oppure continuate a seguirci. Non sapevo che proposta.